della pesca, sono Temosio Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi sono in un posto speciale da amici a Cherasco, in provincia di Cuneo, nel bellissimo negozio di Tutto Pesca, per farvi vedere delle bellissime novità in Casa Penn. Casa Penn è una casa di produzione americana che si occupa per l'appunto di pesca e quest'anno diciamo che ha veramente esagerato. Vi farò vedere i nuovi modelli in Casa Penn e li metteremo a confronto con i vecchi Shimano già presenti in commercio. Quindi vediamo immediatamente le novità 2024. Allora, partiamo con ordine quindi. Iniziamo con il Penn Tidal, questo qua è il modello base, poi vedremo anche i modelli XT che sono i modelli alleggeriti. Questo è il modello base, il Tidal, che diciamo colui il quale vorrà fare concorrenza alla Shimano, e poi lo metteremo bene a confronto. Il modello Tidal è veramente un gioiellino di Casa Penn, un mulinello meraviglioso a livello estetico e funzionale, con un prezzo, come andremo poi a vedere, veramente accessibile a tutti. Il secondo arrivo in Casa Penn 2024, Vantage. Qua abbiamo il modello normale e il modello alleggerito XT. Anche qua siamo su dei mulinelli veramente meravigliosi a un prezzo accessibile a tutti. Quindi abbiamo fatto una carrellata generale delle novità. Adesso andiamo un po' a vedere i dettagli tecnici. Parleremo in maniera molto grossolana dei dettagli tecnici per vedere quelli più importanti, la capacità, il peso, la grandezza, e partirei immediatamente dal Tidal. Qui in negozio abbiamo a disposizione il modello Tidal normale, il 7000 e l'8000. Il 7000 ha una capacità incredibile perché stiamo parlando di un mulinello che già ha una capacità di 400 metri di 0,35, 8 cuscinetti, un buon peso 527 grammi e una potenza di frizione di 12 kg. Il suo gemello, l'8000, inizia già a essere un mulinello molto grande, 550 metri di 0,35, quindi possiamo già ben capire che è un mulinello molto importante, 8 cuscinetti, 618 grammi di peso e una frizione sui 12 kg. Allora, parliamo del secondo mulinello di Casa Penn in arrivo quest'anno, il Vantage. Abbiamo il modello normale, leggermente più pesante, e il modello XT invece alleggerito. L'XT, nel suo particolare, è quello più grande, l'8000, ha una capacità di bobina di 550 metri di 0,35, quindi già un mulinello molto importante. 9 cuscinetti, 2 bobine di ricambio. A differenza dei modelli normali di Casa Penn, i modelli XT hanno la doppia bobina, cosa molto importante. Quindi il modello XT è un modello più alleggerito e con la doppia bobina. Una potenza frenante della frizione di 12 kg e un peso per l'8000 di 582 grammi e per il 7000 di 495 grammi. Quando parliamo di frizione o max drag, come si dice in gergo, non è altro che la massima capacità frenante che la frizione è in grado di esercitare quando è completamente serrata. Adesso che sono qua nel negozio di Cherasco Tutto Pesca, ho a disposizione i mulinelli direttamente di persona, posso farveli vedere più nel dettaglio. Vediamo il nuovo Penn Tidal in paragone con lo Shimano XT, che l'ho preso non a caso perché è un mulinello che più che altro si avvicina come prezzo, come qualità prezzo, e quindi secondo me è già un buon paragone. Vediamo per l'appunto tutti i dettagli tecnici del nuovo Penn, veramente meraviglioso. Io ho avuto molti Penn negli anni e posso assicurarvi che la Penn si è superata, perché il problema secondo me principale della Penn degli scorsi anni era più che altro il peso, perché non sono mulinelli per la pesca europea ma nascono per la pesca americana,
che ha ben altri pesci come cattura, e quindi magari hanno mulinelli molto più pesanti di come siamo abituati qua in Europa. Quest'anno secondo me la penne si è superata perché si sta avvicinando molto al mercato europeo, alle esigenze della pesca in Europa, quindi mulinelli più leggeri, più piccoli, e devo dirvi la mia, sono veramente meravigliosi. Messo in paragone uno con l'altro è veramente difficile la scelta. Sono mulinelli, adesso ho preso un 7000, l'8000 inizia già a essere un mulinello molto molto grande che secondo me va bene sia per la pesca da terra che per la pesca in barca, anche perché ha una capacità di bobina veramente importante. Io vi assicuro che questo mulinello qua è il modello più grande ed è veramente leggerissimo. Già per la pesca da terra un 7000 secondo me può andare più che bene, e come possiamo vedere messi in paragone sono veramente molto simili, e vi assicuro che sono entrambi molto molto leggeri.